Monsignor Vescovo, sta per concludersi il 2012, quindi è tempo di fare un bilancio, insomma, anche di quest'anno. Beh, io credo che il bilancio sia senz'altro positivo per tanti aspetti. Quest'anno abbiamo vissuto il convegno diocesano, la celebrazione del convegno diocesano, dopo una partecipazione molto sentita, molto coinvolgente da parte di tante persone, e anche la fase finale, quella che abbiamo vissuto in marzo del convegno, è stata certamente un'esperienza molto bella, molto positiva. Tutti coloro che hanno partecipato sono stati davvero entusiasti, diremmo, di riflettere sull'impegno di vivere, di abitare la terra e di viverla con fede, sentendosi spinti a trovare delle vie concrete per tradurre in atto questa indicazione: abita la terra e vivi con fede. Un altro evento che dobbiamo ricordare con grande riconoscenza quest'anno è l'ordinazione di 5 nuovi sacerdoti, un evento veramente straordinario per la nostra diocesi, per il tempo in cui stiamo vivendo di calo numerico di sacerdoti. 5 nuovi preti sono una grande boccata di ossigeno per la nostra Chiesa e un dono davvero grande del Signore. Ecco, è un altro grande dono che possiamo certamente ricordare, sempre dal punto di vista della nostra comunità cristiana, è l'anno della fede, che il Papa ci ha invitato a celebrare. Ed è anche questo un'occasione preziosa, un dono della grazia del Signore per riflettere e approfondire questo grande dono che è il fondamento di tutto, che è la nostra fede. Ecco, sono alcuni eventi che mi vengono in mente, belli, positivi, che hanno arricchito quest'anno. Però la Chiesa si colloca dentro a un mondo, non è un mondo a sé stante, si colloca dentro alla nostra società civile, alla nostra società politica, economica, il mondo in cui noi viviamo. E su questo aspetto bisogna riconoscere che l'anno che abbiamo trascorso non è stato fra i più facili. Certamente ci sono stati tentativi e sforzi generosi da parte, ad esempio, del governo che abbiamo avuto in questi mesi, di impegnarsi a dare una risposta. Non sempre i risultati sono stati conformi alle attese, però bisogna riconoscere che lo sforzo c'è stato. La crisi tuttavia non è superata, anzi credo che in questo momento morda in maniera particolarmente dolorosa tante persone, tante famiglie. Quindi viviamo in un momento di precarietà sociale, di precarietà economica e in questo momento anche di precarietà civile, perché la crisi di governo che è stata aperta, o la caduta del governo, apre gli scenari a nuove strade che non sono ancora così chiare. Ecco, quindi in questo senso io credo che sia giusto che noi affidiamo non solo la nostra Chiesa ma anche il nostro Paese, la nostra società al Signore, che invochiamo proprio con grande insistenza e con grande fede il dono dello Spirito Santo, che sappia, ecco, e che guidi tutti i nostri governanti su strade che sono quelle strade giuste, no? Che sono le strade della ricerca del bene comune. Ecco, lei all'inizio dell'Avvento ha scritto una lettera, ha inviato una lettera rivolta ai giovani della nostra diocesi. Sì, questa è ormai una piccola tradizione che ho iniziato alcuni anni fa, sollecitato da alcuni sacerdoti e anche da alcuni laici, una lettera ai giovani per coinvolgerli nel cammino che la nostra Chiesa sta facendo, puntando sul fatto che i giovani non possono essere esclusi, ma devono essere in vario modo coinvolti. Ecco, quest'anno io per coinvolgere anche i nostri giovani, sia quelli che si riconoscono e che nella comunità ecclesiale che la frequentano, sia coloro che ne sono ai margini, ho individuato e ho parlato della importanza di avere delle passioni buone. Quando parliamo di passioni, normalmente nella nostra tradizione
diamo loro un significato negativo. Le passioni sono passioni che conducono al vizio, che conducono quasi e senza quasi anche alla rovina. Ed è vero, ci sono passioni che sono negative e che rovinano la vita dell'uomo, e tuttavia ci sono delle passioni buone che coincidono con i grandi ideali, i grandi valori che possono riempire il cuore di una persona, specialmente il cuore di un giovane, perché è tipico dei giovani appassionarsi di ideali, di valori grandi e dedicare anche tutta la vita a questi valori. Così è sempre stato. Oggi questo sembra essere più difficile. I giovani avvertono le passioni ma stentano, fanno fatica a dedicarsi ad esse, anche a quelle più belle e più nobili. E allora io ho sentito il bisogno di incoraggiarli e di dire, cari giovani, appassionatevi di cose belle, grandi, buone, che riempiono e danno senso e pienezza alla vostra vita. E tra queste realtà belle e buone che danno senso alla vita ho individuato l'amore e la relazione con Gesù come quella che è il fondamento di tutto. È possibile appassionarsi di Gesù, avere Lui come grande passione di tutta la nostra esistenza, e proprio grazie a questa grande passione che è Gesù dare senso e pienezza alla nostra vita. Ecco, questo è stato l'invito che ho rivolto loro. In vista del 2013, del nuovo anno, così cosa si aspetta da questo nuovo anno, tenendo conto anche della visita pastorale che lei inizierà nel mese di gennaio? Sì, io comincerò la visita pastorale dopo 5 anni della mia ingresso in diocesi, e in questo tempo non è che io non abbia conosciuto o visitato parrocchie, persone, associazioni, realtà, certamente questo è stato, e tuttavia la visita pastorale è una realtà più organica e più completa, che dà la possibilità al vescovo di conoscere in maniera più esaustiva le realtà della sua diocesi, e alle varie realtà, persone della diocesi, di conoscere meglio il vescovo e la proposta che egli intende fare, il cammino che egli intende fare a questa comunità diocesana. Io credo che l'anno prossimo è la prima visita pastorale che faccio, quindi per me è anche per me una grande novità, e sono davvero ansioso e curioso per certi aspetti, anche se un po' trepidante, di vedere come si imbarca questa avventura, no? Usando proprio il termine imbarcarsi come secondo l'immagine che Giovanni Paolo II indicava all'inizio del terzo millennio, duc in altum, prendi il largo con la barca, ecco, che non è semplicemente una barca materiale, ma che è quella barca che è la Chiesa. Credo che questo sia un evento ecclesiale da cui io mi attendo davvero una conoscenza da parte mia più profonda, ma anche una relazione più profonda con le persone e le parrocchie, le unità pastorali e le foranie della nostra Chiesa. E quindi è Natale, un augurio ai nostri telespettatori, un messaggio per vivere al meglio questo Natale. Certamente, e l'augurio è ovviamente a tutti i cristiani, tutti i battezzati, a tutte le persone della nostra diocesi, e tenendo conto anche del pubblico della Tenda TV, io credo che il primo augurio sia alle persone che non possono muoversi di casa e si avvalgono di questo strumento che è la televisione, la nostra televisione, la Tenda TV, per mantenersi in contatto con la nostra Chiesa locale. A loro certamente il primo augurio è più sentito, perché trovino nel Natale del Signore una nuova forza, una nuova speranza, una nuova serenità per la loro vita. E poi alle famiglie, ai bambini, in modo tutto particolare agli ammalati, a quelli che soffrendo di malattie o di inabilità sono tentati di dubitare della bontà del Signore. Ecco, il mio appello, il mio augurio è che il Natale sia per loro un invito a non disperare, a continuare a credere, a fidarsi del Signore come ha fatto Maria, e proprio così in loro nascerà qualcosa di bello, nascerà una relazione più profonda con il Signore, nascerà nuova speranza, nuova generosità.